Rosa, lei oggi è qui con noi per partecipare a questo seminario formativo e rappresenta la ST Macroelectronics, che è un'azienda con la quale ci siamo trovati spesso anche in passato a collaborare. C'è sempre stato un proficuo rapporto e raccordo con la ST Macroelectronics. Come lei sa, noi formiamo giovani per il mondo del lavoro e per il mondo della ricerca. Quali sono i profili lavorativi che più vi interessano in questo momento per i giovani neodiplomati, ad esempio? L'azienda è sempre più informatizzata e digitalizzata, quindi oggi diciamo il diploma è la base per poter. Sicuramente la parte digitale è quella che portiamo avanti, sì. Ma l'azienda ha molti aspetti, quindi è multidisciplinare, quindi noi abbiamo sia dall'informatica, abbiamo bisogno di esperti in fisica, anche esperti in chimica, quindi l'istituto come vostro, visto che ha una buona reputazione, una buona scuola del campo della chimica, sicuramente è un profilo che è ricercato da questa azienda, anche se per elettronica la chimica è molto da stabilimento, così come la fisica. Sono le basi che importano. Poi a livello pratico molta informatica. Sì, e avete avuto modo quindi di avere all'interno della vostra azienda alunni che sono usciti, ex alunni di questo istituto? Sì. È una buona opportunità per gli alunni per familiarizzare, per entrare in contatto, sono i server jobs. In molti casi è un buon inizio per capire l'azienda, per capire cosa si fa, come si inizia e anche per venire a contatto con delle tecnologie, eccetera. Bene, la ringrazio molto. Grazie, buona giornata.